Per tutti coloro che si metteranno in viaggio in questi giorni di festa, la Polizia Stradale vuole offrire dei consigli di sicurezza. In particolare è bene far controllare lo stato di efficienza del proprio veicolo, soprattutto la pressione e l'usura degli pneumatici. È bene far verificare il corretto funzionamento dell'impianto frenante e ovviamente dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione. Verifichiamo anche la validità dei documenti obbligatori per la guida e sistemiamo in maniera corretta i nostri bagagli e le nostre attrezzature per il tempo libero. Soprattutto evitiamo che le stesse vadano a limitare la visibilità del conducente o, ancor peggio, compromettere la stabilità del veicolo. Informiamoci anche sugli scenari meteo attesi, ma soprattutto pianifichiamo il nostro viaggio per fare delle soste frequenti, almeno si consigliano di fare una sosta di 10-15 minuti ogni 2 ore ininterrotti di guida. Ma soprattutto la cosa più importante è un secondo prima di partire e quindi di iniziare la nostra vacanza, allacciamo le cinture di sicurezza, assicuriamoci che anche i passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori allaccino anche loro la cintura di sicurezza e se abbiamo bambini e minori con noi assicuriamoci che seggiolini e adattatori siano correttamente fissati ed omologati. Durante il viaggio è bene evitare qualunque distrazione mentre siamo alla guida, in particolare quella che deriva dall'utilizzo del cellulare. Manteniamo idonee distanze di sicurezza dal veicolo che ci precede e soprattutto ricordiamoci che durante la stagione invernale potremo incontrare nel nostro tragitto dei mezzi sgombraneve o dei mezzi spargisale. In questo caso prestiamo particolare attenzione durante le manovre di sorpasso. Allo stesso tempo, durante il periodo invernale, le basse temperature potrebbero generare del ghiaccio nelle zone d'ombra o sui viadotti. In questo caso è bene limitare la velocità, così come è consigliabile diminuire la velocità all'interno delle gallerie, perché all'uscita delle stesse potremo trovare delle condizioni di asfalto e di visibilità diverse rispetto a quando siamo entrati nella galleria stessa. Inoltre, in caso di visibilità ridotta a causa della nebbia, il limite di velocità in autostrada per visibilità inferiori a 100 metri scende a 50 km/h. Ancora ricordo che dal 15 novembre su molte autostrade e strade extraurbane vige l'obbligo di viaggiare solamente con pneumatici invernali montati o di avere a bordo idonei strumenti antisluggiolevoli prontamente impiegabili. Infine, l'ultimo consiglio è quello di dare massima attenzione al contenuto dei pannelli a messaggio variabile, in quanto ci danno informazioni in tempo reale sulle condizioni di traffico e meteorologiche in atto. Dalla Polizia Stradale auguriamo a tutti coloro che si metteranno in viaggio e alle proprie famiglie di poter trascorrere delle serene festività natalizie. Buon viaggio!